Come per tutti gli ospiti, anche per Mario Trevi ci sarà il linciaggio. Linciaggio, insomma, non proprio un linciaggio vero e proprio, comunque con 12 domande maliziose e quasi cattive, poste da Titti e Barbara Bindi. Vieni. E qua, tu siedi là, Barbara. Allora, Mario Trevi, tutto per voi, domandategli quello che volete. Si sente con il microfono qua? Si sente, si sente. Si sente? Tutto bene, benissimo. Prego. Anzitutto volevo dare la buonasera ai telespettatori, ai signori che stanno qui in teatro. Grazie. Speriamo che sono belle ste domande. Chi è che inizia? Io. Prego. Secondo te, che cosa si nasconde dietro un tradimento? Un desiderio di libertà, una forma di insicurezza o una spiccata sensualità? Io credo una spiccata sensualità, insomma. Che cosa pensi dell'oroscopo? È poco veritiero, è divertente o è una guida da interpretare? Ma io penso che è divertente, insomma, è un divertimento. In quale situazione sei più vulnerabile? Quando ti senti inosservato? Quando un tentativo di conquista ti va in fumo? O quando è la donna che conduce il gioco? E per la verità, quando un tentativo di conquista mi va in fumo, per la verità. Mario, che sogni fai? Incubi, quasi sempre premonitori o allegri? Beh, sono un poco al 50%, a volte faccio dei sogni con incubi, a volte sono allegri, dipende da come ho passato la giornata. Quale di queste situazioni preferisci? Una spiaggia affollata, un'isola deserta o la cima di una montagna? No, la cima di una montagna, così E quale di queste caratteristiche ti si addice? Il coraggio, la sincerità o la sensibilità? la sensibilità, se no Che cosa ti fa più paura? Un blocco improvviso, una folla inferocita o un cane aggressivo? una folla inferocita, perché la folla grossa è guerra, allora la guerra fa paura. Che cosa ammiri in una donna? Il senso di responsabilità. Che cosa? Che cosa ammiri in una donna? Il senso di responsabilità, la bellezza o la gentilezza? La gentilezza. Come sei in amore? Conciliante, intollerante o assolutista? Sono un assolutista. Quando stai con lei ti senti appagato, un po' teso, sereno o tranquillo? Mi sento sereno. Bravo! Che cos'è la solitudine? È da evitare, pur rappresentare la felicità o è addirittura necessaria? Beh, la solitudine molte volte è necessaria, perché così ti senti un poco più tranquillo per poter poi pensare che cosa è successo e che cosa devi fare. Che tipo di regali fai? Inutili, divertenti o importanti? No, divertenti perché il regalo è sempre una cosa, diciamo, simpatica, che si aspetta, insomma, il regalo è gradito e per cui... Bravo! Andiamo! E vengo Mario Trevi a risposta alle sue domande. Noi concediamo le damigelle, la Barbara e la Titti, grazie per le domande, ci vediamo dopo e a avanti. Adesso Mario Trevi a questo punto vi deve cantare una mia canzone. La canzone è Alla mia donna di D'Agostino Visco, signori, Mario Trevi. Ed era Mario Trevi, ancora un grosso applauso a Mario Trevi.